Ben ritrovati qui con noi nella mattinata di Radio.0. Come anticipato anche sui nostri canali social, ci immergiamo ora nella bellissima cornice di Monfalcone, perché qui con noi in collegamento radio, in diretta anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube, c'è la sindaca del comune di Monfalcone, Anna Maria Cisint, che noi ritroviamo con molto piacere. Intanto buongiorno sindaco, ben ritrovata. Buongiorno a lei, ai suoi ascoltatori, buon anno, buon proseguimento. E intanto un buon anno anche a lei, un piacere risentirla anche in questo 2021, dopo aver attraversato un po' anche insieme un 2020 di intemperie anche che abbiamo raccontato qui ai nostri microfoni, sempre pieno di energia. Comunque il comune di Monfalcone, che si è dimostrato sempre pronto a mettersi in prima linea anche per la sua città, e si è messo in prima linea anche, iniziamo parlando di scuola, perché dopo una chiusura nel 2014, abbiamo visto anche che lei ha comunicato sulla sua pagina social e non solo, è stata restituita, come ha scritto lei, ai bambini e alla città, la scuola Collodi. Sì, devo dire che è stata una grandissima soddisfazione quella di ieri. Ieri siamo andati ad accogliere i primi 50 bambini che sono rientrati. Come ha detto bene lei, dal 2014 la scuola era stata chiusa a giugno 2014, non era stata finanziata, anzi quando sono arrivata ho fatto un'analisi precisa per comprendere anche quali fossero state le scelte dell'amministrazione per il mantenimento o meno di determinate realtà scolastiche, e l'edilizia scolastica non prevedeva la ricostruzione di quella scuola, come anche di un'altra scuola dell'infanzia che sarebbe stata chiusa. Noi le abbiamo immediatamente finanziate già a bilancio 2017. La scuola poi è stata progettata, è stata demolita, è stata ricostruita e ieri l'abbiamo restituita non soltanto ai bambini, ecco. Lo voglio precisare, io credo che le scuole siano un punto di partenza importante per le comunità, e quindi è stata restituita a Rione, alla città. Una scuola bellissima, tecnologica, costruita in legno e con una bioedilizia particolare, ovviamente con una previsione di risparmio energetico connaturata, con un giardino bellissimo, avendo recuperato anche la meridiana. Una grandissima soddisfazione. Quando il pubblico funziona, come in questo caso, noi in poco tempo, in pochi anni, perché dal finanziamento è costata 2.380.000 quella scuola, dal finanziamento alla consegna, nonostante il periodo drammatico periodo del Covid, non ci siamo fermati, ecco. Abbiamo consegnato una scuola così importante che riuscirà a dare risposta a 75 bambini. Da noi la richiesta, il fabbisogno scolastico è piuttosto importante, ecco. Quindi noi quest'anno consegniamo questa scuola, ma ne parte immediatamente la riqualificazione di un'altra scuola dell'infanzia, e con la partnership di Fincantieri, che ringrazio, che ha reso disponibili ben quasi 2 milioni, stiamo ricostruendo un edificio storico che è stata una scuola materna di grande identità a Monfalcone, che è quella di Via delle Vigne, per cui noi a settembre inaugureremo un'ulteriore scuola dell'infanzia finanziata da Fincantieri in un luogo anche simbolo della nostra città. Beh, è una risposta importante anche per le famiglie che in questo periodo magari stanno vivendo, certi, soprattutto ragazzi, un periodo di incertezza nella ripresa della scuola. Molte attività sono a distanza ancora, quindi per le famiglie dei più piccoli sicuramente una risposta molto importante è quella che il comune di Monfalcone sa dare anche alla sua città, e per questo vi ringraziamo anche per il vostro lavoro. Passiamo poi anche a un altro campo molto di attualità, parliamo del porto di Monfalcone, una situazione in continuo fermento che lei sta delineando anche insieme al presidente Zeno D'Agostino. Vuole raccontarci gli ultimi aggiornamenti? Ma allora, intanto per noi il porto è la punta di diamante dell'economia del mare, ed è chiaro che in questi 3 anni abbiamo cercato veramente di supportare la svolta. Lei sa che la Regione è stata tempestiva in questi anni, riuscita a determinare anche delle prospettive non da poco dal punto di vista economico, supportando economicamente interventi che altrimenti sarebbero rimasti al palo, e soprattutto costruendo un percorso affinché l'autorità di sistema che è subentrata
alla situazione precedente. Ricordo che nel 2020, tra l'altro, c'è stato anche l'assorbimento, definiamolo, l'acquisto dell'azienda speciale Porto, è stata acquistata dall'autorità di sistema. Regione, autorità di sistema e comune stanno lavorando perché si riesca quanto prima ad imprimere un'accelerazione che io ritengo essenziale, prima di tutto perché questo è un porto che ha molto da dire, questo è un porto che ha delle aree, che tra l'altro è vicinissimo all'autostrada, ha una ferrovia che è già strutturata, ha un servizio ferroviario all'interno del porto che va potenziato, e con Zeno D'Agostino, adesso che in particolare il dottor Somariva, con cui io ho lavorato veramente molto bene, non c'è, abbiamo in programma, già nel giorno 21 mi pare, un incontro per la definizione del pacchetto, perché io credo che qui veramente ci sia bisogno di rilanciare l'attività risolvendo alcune questioni. La prima questione importantissima è questa delle concessioni. Ha fatto un buon lavoro, devo dire, la Regione con l'autorità di sistema su questo per quanto riguarda tutta l'intesa che è scaturita, che abbiamo anche approvato in Consiglio Comunale e che ci dà la possibilità anche di essere molto protagonisti nelle scelte all'interno del porto, quelle strategiche, le più importanti, quelle di pianificazione. L'altro aspetto importante che viene definito probabilmente in questi giorni è quello delle concessioni, no? Perché una delle operazioni importanti che ha fatto l'autorità di sistema è proprio quella di riuscire a individuare le aree, i capannoni, eccetera, affinché gli operatori in maniera legittima possano operare, ma per un numero di anni più lungo, affinché si possano fare investimenti. L'altro aspetto che è maturato entro dicembre, che io credo sia fondamentale e sul quale abbiamo spinto molto sia noi che l'autorità di sistema, in quel caso attraverso il dottor Somariva, è quello della perimetrazione del lavoro del porto. Noi crediamo che i nostri operatori portuali abbiano una professionalità di grandissima qualità che va riconosciuta, e è necessario che attraverso la risoluzione dei problemi che sono nati in particolare nel confronto tra Marterneri e la compagnia portuale si risolva appunto individuando questo bacino da cui bisogna necessariamente pescare per il lavoro. Ecco, questi sono i primi appuntamenti importantissimi che abbiamo. Con Zeno, che io stimo molto, ci vediamo il 21, con la Regione ci siamo visti ieri, in particolare con il dottor Padrini e con l'assessorato dell'assessore Pizzimenti, perché logicamente ci sono una serie di questioni che sono ancora interconnesse, in particolare quella dell'escavo. Ecco, io lo dico chiaramente con la schiettezza che mi è propria, quest'anno io vorrei veramente che fosse l'anno in cui si iniziano i lavori dell'escavo. Non è più tollerabile in un mondo in cui il problema maggiore è dato dalla salute e dal lavoro tenere accantonati 20 milioni di euro per 20 anni senza risolvere le questioni. Ieri abbiamo chiuso un cronoprogramma, è necessario che ci dia una mano anche il governo, abbiamo un ministro triestino con cui mi sento qualche volta, ma che per adesso insomma poco ha aiutato su questo. A me dispiace perché credo che il lavoro che potrebbe, lo sviluppo economico che potrebbe nascere dalla risoluzione di questi problemi non sia da poco. Quindi auspico, ma più che auspico supporto fattivamente con come dire, uno stimolo quotidiano che si realizzi questa opportunità. Escavo, ferrovia, concessioni. Quindi per ferrovia intendo nuovo implementato servizio ferroviario per riuscire a rilanciare il porto, che vuol dire dare opportunità lavorative, occupazionali a chi è all'interno e magari, perché no, aprendolo dopo, quando si copre il fabbisogno, anche a ulteriori prospettive, magari per i nostri giovani. Un 2021 che quindi si apre con veramente una lunga lista di progetti interessanti per il comune di Monfalcone, possiamo chiamarla una buona lista
di una lista di buoni propositi per questo 2021, questo anno che ormai si è aperto. Sentiamo l'energia che lei sta mettendo in tutti questi progetti anche solo dalle sue parole, e la ringraziamo per averci raccontato intanto in questa prima parte dell'anno i grandi progetti di Monfalcone, che lei continua a portare avanti anche con un buon rapporto con il pubblico, perché sappiamo che lei è sempre molto attiva nel raccontare tutte le novità, tutti gli aggiornamenti del comune, non solo sulla sua pagina social, lo sappiamo anche dalle nostre frequenze, perché abbiamo sempre avuto un buon riscontro anche nelle sue parole, nelle sue interviste. E quindi quali sono anche i prossimi obiettivi di rapporto con il pubblico che il comune di Monfalcone anche insieme a lei vuole portare avanti? Ma guardi, noi stiamo diciamo lavorando su una serie su tante cose, logicamente. Io ritengo che in questo periodo l'aspetto della salute e del lavoro siano prioritari. Proseguiamo nei nostri lavori pubblici, ringrazio la Regione anche per l'opportunità che ci ha dato anche quest'anno di ottenere un finanziamento importante. Stiamo predisponendo un piano di rilancio di 9 milioni di euro a cui si sommano gli altri investimenti che noi abbiamo anche già avviato, devo dire. Quest'anno sarà l'anno in cui vengono riqualificati il canale Valentinis, è il nostro mare che entra in città, il canale Valentinis. Pensi che è il punto più a nord del Mediterraneo, ma non lo sa quasi nessuno. Quindi la riqualificazione del canale, la riqualificazione del centro attraverso la valorizzazione del Carso e del nostro litorale. Noi d'estate facciamo anche 10.000 presenze sul nostro litorale. Quest'anno la nostra Rocca ha ospitato un numero di visitatori, nonostante il Covid, importantissimo. Abbiamo il percorso della Grande Guerra, che è il più lungo d'Italia. Quindi noi abbiamo veramente dei valori incredibili che stiamo mettendo a sistema, e che grazie anche a questo supporto di credibilità, perché arriviamo con i progetti, non perché siamo simpatici, arriviamo con i progetti che danno una prospettiva di sviluppo, che danno una prospettiva di lavoro. Questo è il tema. Ecco, io credo che sarà un anno veramente molto importante. Aggiungo che però, ecco, l'aspetto della sanità e della salute e dell'ambiente su questo territorio, che ha già dato molto e che sta dando ancora molto, io lo ritengo essenziale, per cui ci stiamo muovendo, ovviamente con le possibilità che ci sono, difficili in questo periodo, però per quanto riguarda il supporto a tutta l'azienda sanitaria, alla Regione, per quanto riguarda il ragionamento, diciamo, che sta nel Covid, noi domani vaccineremo la seconda tranche della casa degli anziani, degli ospiti della nostra casa albergo, della nostra casa di riposo. E lunedì abbiamo vaccinato, venerdì scorso abbiamo vaccinato la prima tranche. Sono state 51 anziani, di cui la maggior parte consapevoli, avendo ovviamente eseguito tutte le procedure che bisognava eseguire. Abbiamo vaccinato i primi 51, domani vacciniamo gli altri anziani della nostra casa di riposo, ed è partita logicamente la vaccinazione, ovviamente volontaria per tutti, ma che io auspico più completa possibile, anche degli operatori. Ecco, quindi la salute, il lavoro, lo sviluppo della città in una visione di un posizionamento di Monfalcone di un certo prestigio anche, no? Siamo sempre la città che costruisce le grandi navi, anche se noi vorremmo che a realizzarle fossero i cittadini del nostro territorio. Importante il coinvolgimento, naturalmente. Ringraziamo quindi la sindaca di Monfalcone per averci portato a conoscere gli ultimi aggiornamenti anche del comune di Monfalcone. Vogliamo chiudere anche con un saluto ai suoi cittadini, ai cittadini di Monfalcone e naturalmente al Friuli Venezia Giulia. Grazie a voi e grazie a tutti i cittadini di questa regione, in particolare ai nostri. Buon anno ancora. Grazie alla sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, grazie per essere stata con noi, buon anno, buona realizzazione dei progetti. Noi salutiamo anche i cittadini del comune di Monfalcone, i nostri ascoltatori, naturalmente tutto il Friuli Venezia Giulia, che continuiamo a portare, a raccontarvi con tutti gli ultimi aggiornamenti. Quindi noi intanto per la nostra mattinata è tutto, ci risentiamo naturalmente domani, intanto vi lasciamo alla musica e all'informazione qui su Radio.0.